YouTube giugato. Dai che ti su YouTube. Ma lasciami vedere. Dai. Signor Conte. Signor Conte, mi dispiace per il contratto a scarica, lui se ne va. Glielo dica signor Manca. Signor Manca, mi dispiace per mi dispiace signor Manca, però quando il contratto è scarica uno se ne va. A Villanova. Da Villanova a Monteleone. Il signor Buldello. Il signor... Per esattamente. Ma lei fa parte della famiglia Buldello da allora? Lei ha fatto la guerra? No, l'ho subita. Subita, non l'ho fatta, l'ho subita la guerra. Un po' sì. Poco no, perché mio padre lavorava tanto. Il grano non ci è mai mancato. Bene, bene, allora non avete mai fatto la fame, vero, signor Carboni? No, la fame l'abbiamo fatta perché i maiali e i cavalli ce n'erano sempre in casa da mangiare. Ah, ecco, abbiamo capito. Aspetta, lei nella guerra cosa ha visto? Mussolini? No, non l'ho visto, ma l'ho sentito dire. Già la qui. Come sarebbe? Sarebbe Mussolini. Sarebbe Mussolini. E lei cosa ha fatto signor Buldello? Chi non poteva dire allora? Era bambino. Ascolta. Era bambino. All'età di Mussolini ero bambino io. Mi scusi un attimo, signor Carboni, mi scusi. No, mi scusi un attimo. Non ti rompere le palle! Ma lei è stato a Campanella anche. Alla Crucca. Alla Crucca. Andava a caccia alla Crucca. Ah, ma è stato lei alla Crucca col signor Mario Segni? Onorevole Mario Segni. Onorevole, sì. Andavamo coi cavalli, si ricorda? A caccia cinghiale andava. No, la volpe. Mi scusi tanto. Ma cinghiale o volpe? Volpe. Lei andava in Inghilterra, la Volpe. E noi andavamo alla Crucca a fare la battuta. Ma il cavallo di che colore era quello di Mario Segni? Il cavallo bianco. No, ma di Mario Segni o suo? Bianco? Piano, aspetta. 54 ti sta? No, quello è Il mio. cappello ti sta? No, questo è mio! Non rompasso culo dove si dice. Aspetta, Il cavallo era di Angelino Ara. No, ma voglio dire, il cavallo bianco che io ho visto in fotografia, di chi era? Sì, era di proprietà di Angelino Ara. Ah. E andavamo alla Crucca, grande cacciatore. e lei alla Pittata. E io col cavallo andavamo Al Monte della Pittata. Le faccio un'intervista alla Pittata. la televisione privata di Tenelecco. Dica cosa. Lei, signor Carbone, è stato al Monte della Pittata. Sì, lì ho fatto la mia gioventù. Nella mia gioventù partevamo da Esavitata, Candimidi, a Montresta, a Bidanoa, Cusugarro, le Sobocci. È stato un barella. È stato un barello, ma non ripeto sicuro. Un barella. Inoca, troppo gente le bambine a casa. Ascolti, Mi signor dica. Carbone, lei è Di stato... Tenelecco, scusa. Aspetti che sta facendo un'intervista seria. Il signor Carbone è stato al Monte della Pittata. Sì, A Va bene. sue tesoriere a Vemina. non mi mettete in aria, dico, ma sono A Boranzello Ruggio, la disconnuta. Sì, in Maranzoluria me le ha andate a imbriagare a rompare, me le ha, un corso. Signor Carboni, Mi dica e tu. poi è venuto qua in Alessandria e ha incontrato il Conte. Conte Lavezzari. Non fatemi un uomo, Vabbè, dai. E già va bene su Mattessi, dai. Ormai è molto Ho sicuro. avuto una discussione, a me mi scadeva il contratto. Ma lei quando gli è scaduto il contratto, cosa gli ha detto? Mi dispiace signor Conte, il contratto scade quando uno se ne va. Ma bella questa, altro che contratto. Signor Carbone, racconti quando era agricoltore alla Valorietta. Signor Carboni. Gesù, i due burbisese. Alla Valorietta. Due burbisemi. Cascino alla Valoria, Valorietta. A Rocco di Camalero. Avete valore e valorietta. A San Rocco di Camalero. Verso la zona industriale. A San Rocco di Camalero. San Rocco di Gammalore.
Alla buona! di Gammalore. Gammalore! Io cazzo! Ai Tacconotti era fame! Ah, i Tacconotti, Carbo! Tacconotti! Quella famosa Tacconotti, cazzo! E noi siamo Tacconotti. Vicino al Bormia. C'è il film, il Bormia dove era abitato. Alla pittata. Domanda le brutta la licenziato da Isa Cascina Valori a Valorietta. Quando ha portato il capretto Come sta? Guarda lì che hanno Stai zitta! Via dritto! Quando ha portato quel capretto vivo? Ho comprato una volta... Ah no, mi racconti l'anello di quella lì. Non esce l'anello. Non esce! Adesso mi è capitata una cosa bella quando è successo a... Alla Speranza. No, non alla Speranza, quello lì era la siesta di Alghero. Alla siesta. La siesta di Alghero. Racconti quella rapina. Quella lì è stata proprio la mia avventura quando sono venuto qui. Quando sono venuto in Piemonte. Era una vera rapina, è stata anche abbastanza grave. Sono venuti tutti un giorno che sono arrivati dalla Sardegna, i carabinieri, tutti, ma io abitavo a Castelferro e un giorno mi hanno preso. Chi è il signor Carboni? E io stavo raccogliendo il grano turco. Ha detto sono io. Sono io signor Carboni. Deve venire con noi. Va bene, andiamo voi. E io allora avevo venduto dei maiali a mio padre, avevo dei soldi, me l'ho preso via tutti i soldi e me l'ho portato in questura, in prefettura, ad Alessandria. Ma questura e prefettura sono due cose diverse. Metto l'anello. Metti questo. Aspetta l'anello poi. Allora lì c'era, quando me l'hanno raccontato poi, e c'era una signora che poi lì nel bar l'hanno fatto sedere tutti per prendere tutti i gioielli. E mi hanno raccontato, c'è una signora non so di dove, ma l'anello non esce. Come non esce? C'erano dei banditi, prendi il coltello e tagliamo il dito. Subito è venuto fuori l'anello. Ma va, signor Carboni. Guardi, signor Carboni. Guardi che io chiedo la verità perché c'erano anche due di Tireddu in quel momento. Ma lei può chiedere tutto che vuole, mi chiede tutto che vuole. Sì. Quello che gli dico io è la verità. Guardi, ci credo. No, ma io ci credo. Giuro tutto quello che vuole. Però io ricordo perché questa storia l'ho già sentita e c'erano anche due di Tireddu. Anche sui paesani. Esatto, ma due. non è che erano i banditi quelli lì. No, anche loro erano dei sequestrati. Era quello dei sequestrati. Sì. E poi è andato Guarda lì questa Cascina Valori a Valorietta. la Renault. No, quello della Renault. La Renault. No, quello della Renault La Renault. era Giovanni Lavezzaro, non il Conte, era un altro Lavezzaro. Mi ha detto, signor Carboni, si E prende allora io, in quel periodo, che era qui che pagavo 10.000 lire di cambiali perché mi ero sposato. C'era un signore che io sono andato a lavorare con lui. Ma 10.000 lire in quei tempi, quanti soldi erano? Non so, io no, sono un ragioniere, non posso fare quei conti lì, coso. E quel signore che l'avevo ringraziato, Giovanni Lavezzaro, mi ha detto, questo signore venga insieme con me. Siamo andati in via Pontida ad Alessandria e l'ha detto, date un RSE a questo signore, se non la paga lui la pago io. Ma come mai quello era così di buon cuore? Perché mi ha guardato le mani a vedere se avevo dei cali nelle mani per lavorare. Ma allora lei è un vero sardo grande lavoratore. Sì, io facevo il trattorista in bancale. No, a Bancali. A Bancali facevo il trattorista in posto. Non in Bancale. I Bancali sono i Bancali. Sono quelli che caricano i maiali, che caricano i portini. Esatto, signor Carboni. Però a Bancali allora... Dica. No, mi dica, Bancali allora cosa dite? No, dico, parlava di... No, solo che quel signore lì mi ha detto... Parlava di Bancali o di Bancali paese, Sardegna?
parlava di bancali di legno o bancali di Sardegna? Non vado a prendermi i cori, bancali ci sono quelli di legno, bancali c'è una frazione. C'è una frazione, lei va cercando di prendere per il culo a me, però. No. Esatto. È vicino alla crucca. Il latte con la cavalla. No, il latte lo portava a portatore da Leccari. L'azienda era Leccari, che io partivo con quel cavallo bianco, lo mettevo. Scusi signor Carboni, è il famoso cavallo bianco che abbiamo visto nelle foto? L'ha visto? Bello, Quello sì, gran cavallo. Grande cavallo. Grande cavallo. Grande, chi lo cavalcava anche. E perché si chiamava Buldello lei? Buldello perché a me piace stare tutti in compagnia. No, ma fa bene. Purtroppo la vita è così. Questa registrazione, signor Buldello, la ricorderanno negli annali. Spero, siamo sempre lì, finché possiamo ne raccontiamo. Poi le faremo vedere la sua nipote Giulia che la guarderà fra 20 anni. Signor Buldello. Signor Buldello. Se mi vogliono conoscere a Villanova devo dire Antonino Buldello. A Villanova Monteleone. Villanova Monteleone. Se io la chiamo, io vado a Villanova Monteleone e cerco di Carboni a Antonino. La riconoscono? Ma sarà un po' facile perché io ci banco da Villanova Monteleone più di 50 anni, vado tutti gli anni. E se io vengo, i miei fratelli ci sono. E se io vengo e chiedo di Antonino Burdello, la riconoscono? Mi chiedono, trovateli in Alessandria. Bella questa, Carboni! Saluto a tutti! Saluto a tutti! Ma non lo posso dire. No! Quando si sposare? Cosa facciamo, signor Carboni? La chiudiamo? Chiudi. La chiudiamo? La ringraziamo? Chiuda, se no troppo un romanzo lungo. No, ma poi ne faremo altri. La ringraziamo del suo racconto, signor Carboni. Grazie, saluto a tutti. Grazie, altrettanto. Saluto a Bidano. Altrettanto, grazie.